Ecco, diamo il benvenuto a Cristina Costa. Ciao Cristina, come stai? Ciao Moreno, benissimo, guarda, c'ho ancora le lacrime di gioia. Ho visto, eh. Com'è lì il tempo a Roma? È bello? Sì, oggi è bellissimo, devo dire c'è un bel sole, anche se ieri è stato pieno di strisce nel cielo, queste strisce È vero. di geoingegneria clandestina. Ma io lo sai che io autentico per la Frida, io autentico le firme. Dai, Voi non lo so, non so, ma siete d'accordo voi poi con sta raccolta? Tu fai parte della cosa, del gruppo della... come si chiama? Di Guardiani del Cielo. Ma siete d'accordo con questa raccolta poi voi? Certo, ma scherzi, noi sono anni che lo diciamo, quindi stiamo denunciando questa cosa, quindi questa iniziativa... No, perché ho visto che Fusillo, non so, diceva che Ma Fusillo fa l'avvocato fuori dall'Italia, quindi che ce ne frega a lui. È vero. Lasciamolo là con le scie quelle spagnole, come dire. Lui dove vive alle Canarie? Dove vive lui? Sì, qualcosa del genere, guarda, non lo so esattamente. Comunque. Ascoltami. I detrattori ci sono sempre, no? O meglio, Ma sì, ma io... E loro sono consapevoli, ma in realtà colgono l'occasione per salire sopra una cattedra e dire un po' di cavolate. Insomma, sì, è vero. È peccato perché è un'occasione straordinaria. Cioè uno dire, ma non è detto che poi questa diventi legge. Cioè, chapeau. Cioè, ma che c'entra? Cioè, ma è normale che uno fa una proposta di iniziativa popolare, poi è il Parlamento sempre, ma anche in un caso referendario, c'è poi una Corte di Cassazione che deve decidere, cioè voglio dire, comunque non è che noi ci possiamo subentrare al potere legislativo, abbiamo delle Camere, però tu immagina se una proposta di legge arriva con le classiche 50.000 firme, perché già siamo oltre la metà, ma si arriva con centinaia di migliaia di firme. Certo. Cioè, capisci che il Parlamento, che ha fatto già in questi ultimi 20 anni 16 interrogazioni parlamentari sulla geoingegneria climatica clandestina, e ovviamente quando tu fai una interrogazione non è che poni la domanda così sì che simpliciter, no, la questioni, la dettagli con tanto di dati scientifici, quindi loro sanno tutto. Quindi voglio dire, per quale motivo non dovremmo adesso dire abbiamo alzato gli occhi al cielo e ci siamo accorti che ci state avvelenando? Quindi la situazione è abbastanza, importante, e io penso che tutti debbano firmare questa iniziativa Cieli Blu, perché Frida Chielastri è un avvocato meraviglioso, lei è straordinaria e devo dire ha avuto una grande forza. Ha preso tra l'altro la normativa della Florida, che già ha vietato la geoingegneria, perché in Florida stanno avanti su tutto, hanno fatto la libertà vaccinale, hanno fatto questa rifiuto a tutta la cultura woke, adesso hanno vietato anche la geoingegneria, ma non solo in Florida, anche in altri 2 paesi già è operativa, mi pare uno sia il Tennessee, l'altro non mi ricordo. Comunque in oltre 30 paesi, esattamente 35 stati americani, si sta preparando la normativa, cioè è stata proposta questa legge. Qui in Italia tutti zitti, ma sanno tutto, ma tutti zitti. Ma sì, ma perché il paese... Ma l'Italia, vedi che paesino, è una... adesso dicevo io, no? Tu hai capito un po' la storia, quella lì della guerra con l'Iran, no? Alla fine la usano per sfruttarci, perché ci fanno pagare le accise cioè tantissimo, paghiamo il carburante tantissimo, con una lievitazione enorme di tutti i prezzi, perché sono collegati agli spostamenti eccetera, no? Alla logistica. Guarda che questo però ti voglio dire, questo è vero, ma non è tanto dovuto a Trump quanto proprio all'Europa. Ma sì, ma non è questione di Trump o no, loro è il meccanismo che usano. Cioè il paese, l'Italia non ha il governo di fatto, non esiste il governo in Italia. No, ha un governo che ha fatto qualcosa poco rispetto a quello che avrebbe potuto fare, sicuramente meglio di un governo di sinistra che, per carità di Dio, per carità.
sarebbe veramente il circo proprio dei matti, però voglio dire, non hanno quella forza perché, come dici tu, c'è un burattinaio che gestisce le fila dall'Europa, quindi noi purtroppo siamo su... Ma è la moneta, no? Vedi che l'Italia è tutta a 90 gradi, hanno fatto adesso praticamente questa vaccinazione che è praticamente la terza guerra mondiale, perché hanno decimato la popolazione con armi biologiche, perché il segreto dei vaccini è detenuto da organismi militari, quindi hanno ucciso le persone. La terza guerra mondiale è stata questa, no, stanno morendo a migliaia e tutto, a milioni di persone, non sapremo mai quanti, hanno organizzato tutta la baracca. Ma il ragionamento, no, su tutto questo, su tutta questa cosa, no, come hanno fatto a muovere tutta questa, a tenere in piedi il controllo di tutta questa piramide? Coi soldi. Cioè loro, se vogliono, schiacciano un bottone, non ti danno più i soldi e tu fallisci, vai, e quindi viene fuori la rivoluzione. In 2 secondi viene fuori la rivoluzione, basta solo che gli tocchi il portafoglio agli italiani, viene fuori la rivoluzione. Non è un popolo maturo da un certo punto di vista. Perché? Perché è stato influenzato per ormai decine di anni dalla televisione. Ti ricordi la televisione del Berlusca? C'è stato un film svedese, che non so se fosse stato svedese o nordico, che si chiamava Videocracy, cioè la democrazia del video, no? Controllata con il video, è così. Comunque ascoltami, hanno fatto bene gli americani, stanno andando avanti, come sul discorso dei vaccini, loro hanno fatto dei passi avanti, noi restiamo sempre al palo, noi dobbiamo sempre pagare, o no? Esatto. Diciamo che adesso la situazione in America sta veramente cambiando, perché alla guida del Ministero della Salute e del Dipartimento della Salute c'è Kennedy Junior, Bobby, e lui sta portando avanti delle tematiche meravigliose per fare Make American Healthy Again, cioè per ridare la salute agli americani, visto che oltre il 40% dei ragazzi hanno malattie croniche, quindi era evidente che ci fosse un problema. Considera che in alcuni stati i maschi sono autistici uno ogni 12, cioè ci sono degli indici di autismo altissimi, perché lì appunto c'era una pressione vaccinale fortissima, la più alta nel mondo, la più massiva nel mondo. Il problema è che adesso è arrivato Kennedy e ha cominciato a lavorare, quindi ha cominciato a dimostrare che la combinazione di questi vaccini è deleteria, perché c'è un effetto sinergico tra gli adiuvanti che poi sono neurotossici, quindi non si può pensare di continuare a vaccinare i bambini con alluminio che passa la barriera ematoencefalica e ti fa venire l'autismo o tutte sindromi di problemi neurologici o altre tipologie di malattie come il diabete, come tantissime altre malattie. La stessa cosa col timerosal, che sarebbe il mercurio, che dicevano che l'avevano tolto, ma in realtà è stata anche quella una fake news, perché loro l'avevano in America reintrodotto con i vaccini antinfluenzali, quindi questo mercurio continuava ad alterare quello che era proprio il sistema immunitario di questi bambini, quindi bambini che addirittura morti bianche a go-go che sono esplose, bambini autistici che ormai in una costante epidemia sempre peggiore. Quindi è arrivato Kennedy e ha detto basta, l'epatite B non esiste, perché non si può a un bambino appena nato fare l'epatite B visto che non ha rapporti sessuali, cioè voglio dire si contrae in quel caso, la poliomelite non esiste più da decenni, la difterite pure, quindi sta portando avanti una politica che dimostra scientificamente che questi vaccini da un lato non servono più perché non c'è più una morbilità, diciamo, di questi vaccini, non c'è più una mortalità, sono rischiosi, e poi ha detto una cosa importantissima: non c'è alcun vaccino sicuro, non ce n'è uno. Se noi andiamo, loro hanno fatto una serie di foglia, no? Ci sono queste richieste di diritto di accesso per capire quanto questi vaccini fossero testati in modalità di doppio cieco. Non ce n'è uno. Questo film che hai tu, io non l'ho ancora visto questo film, no? E questo film possiamo portarlo in giro per l'Italia? Assolutamente, guarda, io ho tra l'altro ti ho mandato anche il link, lo possiamo mettere anche in questa intervista nella descrizione, te lo inserisci. Tra l'altro è un link dove si vede il film, è doppiato in italiano, non è perfettissima la traduzione, ma il senso serve, per cui va bene così, c'è qualche piccolo errore.
Poi ne ho una versione ovviamente che è sottotitolata più fedele, quindi alla versione ufficiale delle parole, però insomma ecco, diciamo che questo film è sconvolgente. E per questo film dimostra finalmente una verità, ma lo dimostra scientificamente. Perché cosa è successo? Allora, innanzitutto siamo di fronte a un personaggio americano che era il braccio destro di Kennedy. Del Big Three è un grande giornalista d'inchiesta, ha vinto Emmy con diciamo la serie TV The Doctors, ha fatto grandissime cose in America, ha fatto produttore di grandi film, ma lui era un giornalista soprattutto di inchiesta in ambito medico. Quindi lui adesso ha 2 podcast, anche un canale americano di Highwire, e questa diciamo fondazione invece no profit che si chiama ICAN, e quindi lui continua adesso questa battaglia da irriducibile davvero in favore della salute vera dei bambini, per difenderla contro queste vaccinazioni imposte. Morale della favola, adesso con Kennedy hanno tolto hanno fatto un procedimento che è stato definito da Kennedy stesso un fast track, perché Trump ha chiamato Kennedy e gli ha detto: senti, ma tu col CDC, con adesso il loro NITA che si chiama ACIP, gli ha detto no, se tu continui a dare queste notizie, ma noi dobbiamo arrivare a dama, quindi questo sì, questo no, questo quando, questo lo spostiamo avanti, allora ha detto facciamo una cosa, prendiamo un protocollo che noi sappiamo che funziona, diciamo, e che non dà tutti questi eventi avversi. Quindi hanno preso e hanno tolto 55 dosi tutte insieme, garantito la libertà vaccinale, perché in America tu potevi avere l'esenzione per motivi religiosi, ma fondamentalmente eri ricattato col discorso dell'iscrizione scolastica. Quindi hanno dato invece libertà vaccinale e hanno praticamente optato per il protocollo danese della Danimarca. Perché? Perché è un protocollo molto light, cioè questi vaccini si fanno molto più in là nel tempo, quindi i bambini hanno tempo di fare il sistema immunitario, quindi reagiscono meglio a queste neurotossicità, fanno pochissime dosi, considera che in tutta la vita ne fanno 23, noi solo in Italia, solo nel primo anno 26. Capisce che voglio dire? Adesso noi purtroppo, ahimè, ma ai questi bambini, siamo in questo momento il paese più vaccinato al mondo. E infatti l'epidemia di autismo ha preso dei livelli sconvolgenti. Sempre più bambini hanno problemi di tutti i tipi, dal diabete a malattie atopiche, malattie autoimmuni, infezioni, asme croniche, disabilità intellettuali, difficoltà di apprendimenti, problemi comportamentali, disfunzioni cerebrali, autismo. Quindi abbiamo adesso dei casi di autismo incredibili, oltre 500.000 famiglie hanno figli in età scolare con questa disabilità, con questa sindrome, e quindi stiamo andando avanti verso un paese che oltretutto ha anche il più alto tasso di tumori infantili in Europa. Questo è un dato che i nostri pediatri dovrebbero analizzare, quindi io dico a tutti di guardare questo film, perché questo film ci dice la verità. Questo film è meraviglioso, guarda, c'è stata un'ovazione a Dal Vitry in tournée in Italia, che è venuta a Roma. Guarda, noi praticamente in 10 giorni abbiamo riempito una sala, avevamo preso prima una sala da 150 persone, poi a un certo punto abbiamo detto ma qui siamo arrivati a 200, poi a 250, poi a 300, abbiamo dovuto prendere un'altra sala, sempre più grande. E a un certo punto abbiamo smesso di mandare questi messaggi perché abbiamo detto basta, siamo in overbooking, non possiamo più prendere più persone. Pensa, in soli 10 giorni, quindi lui è arrivato, ha fatto un podcast con il professor Tritto, ha fatto un podcast con il dottor Mariana Amici, con il dottor Barbaro che conosciamo, grande cardiologo del Policlinico di Roma, ha fatto un podcast con la dottoressa Rosanna Chifari e anche con l'avvocato Gianfrancesco Vecchio. Poi c'erano i malati da vaccino, cioè proprio i danneggiati che sono venuti, rappresentanti dell'associazione Persone in Cammino. Noi abbiamo Michele Scalzo a Roma che si è presentato insieme a un altro, Stefano Schifano mi pare si chiami, e hanno anche loro fatto una testimonianza al podcast americano. Ma poi la cosa straordinaria che voglio dire, la presidente del Popolo delle Mamme,
Simona Boccuti è stata felicissima di poter, come dire, organizzare questo evento per dare veramente spazio a quello che è uno studio che è stato censurato. Quindi noi possiamo portarlo in giro per tutta Italia quel film, se vogliamo? Sì, possiamo utilizzarlo, possiamo trasmetterlo anche, diciamo, via WhatsApp. Sì, adesso io lo metto nei miei canali, questo qua. Io ho diversi canali. Allora, ma secondo te noi cosa potremmo fare per portare avanti un po' la causa dei bambini in Italia? Allora, guarda, adesso dobbiamo... hai delle idee tu? Allora, Delby Tree ci ha lasciato un messaggio, lui veramente con le lacrime agli occhi, c'è stata una standing ovation, c'è un applauso così infinito dopo il film, la gente era emozionata e guarda, mi emoziono anch'io solo a pensare a quel momento che è stato di una risonanza d'amore pazzesca. Lui dice be brave, cioè dobbiamo essere coraggiosi. Coraggiosi in cosa? Coraggiosi di dire la verità, perché chi purtroppo gestisce questa propaganda ha un potere fortissimo, ma noi dobbiamo fare disobbedienza civile. Quindi questo, e poi più allarghiamo la consapevolezza, perché se questo film lo cominceranno a vedere tutti i giovani, le giovani coppie, i giovani genitori, si può vedere a scuola, perché se le insegnanti lo portassero a far vedere a scuola, perché è assolutamente una cosa culturale, è uno studio scientifico fatto da uno dei più autorevoli istituti di sanità al mondo, stiamo parlando della Harvard Health. Questo dottor Zervos ha fatto questo studio per 16 anni su una corte di bambini altissima, perché sono 18.500 bambini, e fatto in maniera corretta, cioè distinguendo un gruppo vaccinati e un gruppo non vaccinati, e alla fine di questi 16 anni sono stati tirati i conti. E cosa si è visto? Si è visto che i bambini non vaccinati avevano 0 disfunzioni cerebrali, 0 diabete, 0 problemi comportamentali, 0 sindrome di autismo, 0 disabilità intellettuali, 0 tic, 0 disabilità psicologiche, e i bambini vaccinati avevano percentuali di asma che erano 4,3 volte superiori più alta ai bambini non vaccinati. Le infezioni alle orecchie 6 volte di più nei vaccinati rispetto ai non vaccinati, le malattie atopiche 3 volte di più, le malattie autoimmuni 6 volte di più. Cioè, capisci che siamo di fronte a una situazione dove questo studio, laddove fosse stato pubblicato, come era negli accordi tra l'altro, perché questo dottore che ha fatto questo studio era un Pro-Vax, è un Pro-Vax, però poi alla fine cosa ha detto, e nel film si vede, lui dice: io non posso pubblicarlo perché altrimenti mi licenziano, perdo il potere, perdo la mia carriera e quindi non posso affrontare lo scontro con le altre sfere della Big Pharma. Quindi lui ha detto: lo so, non sono così, non ho avuto questa forza, potete descrivermi come volete, ma io ho fatto questa scelta, non sono voluto andare contro tutto il sistema. Quindi la considerazione qual è? Che tutti questi studi, e ce ne sono tantissimi che loro adesso hanno, dimostrano che c'è correlazione tra la vaccinazione e queste malattie. Ce ne sono tanti, ma sono piccoli studi. In realtà questo era uno studio grandissimo, importantissimo, fatto su tanti bambini e per tanti anni. Se questo fosse stato pubblicato sarebbe cambiata veramente il futuro dei bambini e dei protocolli vaccinali in tutto il mondo, no? Quindi qui si vede come il potere censura, manipola, dice fake, tiene nascosto le cose, che poi sul discorso vaccinale è una cosa che si ripete dagli anni, dalla fine 800, da quando in realtà sono iniziate le vaccinazioni, no? C'è questo bellissimo libro di cui abbiamo parlato quella volta di Alfred Wallace, che ci dimostra che all'epoca del vaiolo morivano più i vaccinati che i non vaccinati. Certo. Quindi lui stesso, che era un grande scienziato, era praticamente forse un luminare migliore di Charles Darwin, lui sosteneva dati alla mano, perché un libro praticamente con tanto di statistiche, di riferimenti eccetera, ha dimostrato che in realtà questa malattia
si è eradicata grazie al miglioramento delle condizioni igieniche, al miglioramento del comfort abitativo, al miglioramento della potabilità dell'acqua. E la stessa cosa per il tifo, perché lui dice: è possibile che anche il tifo sia eradicato e come mai lì non avevamo il vaccino? Quindi allo stesso modo ha dimostrato questa cosa. E poi all'epoca addirittura, anche all'epoca non si parlava di Green Pass, ma addirittura i genitori che non vaccinavano i bambini li mandavano in prigione. Ma la gente, il popolo aveva capito che questi vaccini, perché i bambini morivano dopo la vaccinazione, portavano malattie e disabilità e quindi non si fidavano più. Quindi già all'epoca abbiamo i Rothschild che già gestivano un po' questa che è la mafia farmaceutica ed era agli albori, già obbligavano, neanche fossero quello che poi in futuro è stato un dottor Mengele, queste sperimentazioni. Quindi Delbittri ci ha detto tante cose, è stato sconvolgente anche nella modalità con cui ci ha regalato questa verità a livello tra l'altro planetario, perché lui considera che questo film l'hanno visto oltre 130 milioni di persone e lui adesso è in tournée in tutto il mondo. Quindi è venuto in Italia, adesso andrà in Giappone, poi in Francia, poi in Inghilterra e quindi lui si sta prodigando proprio per cercare di divulgare questo film che è bellissimo, che è An Inconvenient Study, cioè questo studio scomodo che dimostrava la verità ma che vogliono nascondere, che hanno nascosto. E quindi lui dice: oggi dobbiamo essere coraggiosi, quindi dobbiamo essere be brave, perché questa disobbedienza civile è la cosa più importante che noi dobbiamo portare con noi e divulgarla. Infatti lui diceva che anche in America Robert Kennedy sta facendo una sua modalità di portare avanti questi temi, perché lui sa bene la verità, perché lui era presidente della Children's Health Fund da anni. Quindi figuriamoci, ma lui ha detto una cosa che a me ha fatto riflettere, cioè se lui avesse di punto in bianco detto togliamo tutti i vaccini, cosa sarebbe successo? Che dopo un anno, se cambia l'amministrazione o comunque al cambio dell'amministrazione, li avrebbero rimessi. Lui sta facendo qualcosa di ancora più importante, sta cercando di portare le persone, anche pro-vax, a capire scientificamente che tutto questo sistema non ha fondamenta, crolla completamente e questo lui te lo dimostra. Quindi lui sta facendo, ecco perché lui adesso ha messo al capo del CDC un medico donna pro-vax, che tutti i Novax americani, così come li vogliamo chiamare simpaticamente, no? Hanno detto al lupo, allora non cambierà niente. No, non è così. Lui vuole fare proprio una cultura, vuole dare una cultura medica a tutti e vuole soprattutto che le persone condividano queste notizie, per cui questo film è sicuramente lo strumento più bello per capire la verità e quindi io ti dico mettilo in descrizione così che tutti possano poi vederselo a casa comodamente al computer o anche su un cellulare. Certo, io da qua gli do spazio e che entrino nei miei canali e se lo guardino. Lo condivido nei miei canali perché lì sono sicuri che lo trovano, hai capito? Se lo metti su Facebook dopo va avanti, no? Hai capito? Sì, poi l'ha condiviso per esempio anche BlueBlue. Sì, dopo ci saranno tanti, ma l'importante è che vedano questa cosa e chi ha voglia ci va, e se no io magari dico anche il titolo in maniera che se lo vanno a cercare dove vogliono, insomma, hai capito il discorso? Assolutamente. Sì, ma la strada è quella secondo me di attaccare i pediatri e da un lato, perché devono, i pediatri. Faccio una confessione, noi abbiamo fatto un progetto bellissimo perché prima di lanciare questo evento abbiamo invitato 135 pediatri di Roma. E qualcuno ci ha pure risposto per cortesia dicendoci mi dispiace ma non posso venire, ho un altro impegno. Va bene, ma adesso noi faremo una risposta, invieremo per email non solo tutte quelle bellissime interviste che sono uscite e tutti questi riferimenti insomma di Tag 24, venerdì uscirà un'intervista meravigliosa al Tempo col podcast di Cam States, perché il podcast che fa politica americana, avendo saputo che c'era Bill Gates ha chiesto di poterlo intervistare.
poi so che l'hanno intervistato insomma altre persone, e soprattutto manderemo il link a tutti i pediatri che avevamo contattato di questo film, dicendo buona visione, perché qui basta, cioè basta che veramente questi pediatri siano così ignoranti, con questo prosciutto sopra gli occhi, con i bambini che dopo un vaccino hanno febbre per 10 giorni e questi dicono che è normale, che abbiano convulsioni, che poi rimangano diventino diabetici o che poi abbiano malattie allergiche, asma e quant'altro, dicono che è normale. Non è normale niente. I bambini Amish che non hanno vaccinazioni non hanno alcun problema di salute, sono i bambini più sani al mondo. E perché questo? Perché è evidente, cioè non è che lo devo dire io, è evidente che questi vaccini non sono fatti per prevenire problemi di salute, forse sono fatti proprio per il contrario, per ammalare dei sani. Bambini nascono sani, e infatti nel film ci sono dei casi eclatanti proprio, perché ovviamente il film ti dimostra quei casi che sono più reali, no? Quei 3 gemellini che vanno a fare una vaccinazione, e ci sono i video che fanno vedere questi 3 bimbi che erano perfettamente sani, che praticamente la lavano e avevano, diciamo, un campo visivo perfetto, si guardavano tra loro, facevano i primi gorgheggi, eccetera. E a un certo punto, diciamo, fatto il vaccino, il pomeriggio i bambini sono tutti e 3 in contemporanea diventati autistici. Tutti e 3. Pazzesco. È pazzesca questa cosa. No, infatti guarda, questo film va visto perché ti dimostra veramente la verità, perché io in questi mesi dove studiavo questa materia, no? E vedevo e ascoltavo queste testimonianze, addirittura una coppia americana, questi avevano 3 figli, vanno praticamente a fare una sentenza di separazione. Il giudice in Texas dice: ma questi figli li avete vaccinati? Che poi voglio dire, ma che te ne frega a te? E invece gli ha chiesto, e loro hanno detto: no, noi non vogliamo vaccinare i nostri figli. Allora, se adesso non li vaccinate io ve li tolgo, un po' stile bibbiano, no? Per cui praticamente cosa hanno fatto questi genitori? Si sono trovati, diciamo, una sentenza da questo giudice, un obbligo a fare la vaccinazione ai figli. Cosa è successo? Di questi 3 figli, uno aveva 5 anni, uno 7, ma uno era piccolino, aveva 2 anni. E quindi cosa è successo? Quello piccolo gli hanno fatto una marea di vaccini, perché poi loro, figurati, hanno fatto, vabbè, non li ha mai fatti, facciamoglieli un po', ne hanno fatti solo 12, insomma, ecco, 12 dosi. Quindi praticamente questo bambino è diventato autistico, il più piccolo, subito. Cioè, è entrato in una febbre altissima, è durata più di una settimana, il bambino adesso è un bambino autistico di 3° livello. Mentre i più grandi, grazie a Dio, avevano un sistema immunitario che ha reagito a un avvelenamento e quindi magari ha trovato la forza di disintossicarsi in qualche modo, magari avranno problemi di minore entità, no? Perché voglio dire, ti prendi un problema allergico, te lo tieni poi tutta la vita, un asma te la tieni tutta la vita, ma vivi bene, comunque vivi abbastanza bene. Quel piccolino è diventato autistico. E quindi questi sono i casi, capito? Sono dei casi che sono eclatanti, perché ti dimostrano proprio una correlazione diretta, proprio. Ah, e poi ti volevo aggiornare, ti ricordi di quella bambina di cui abbiamo parlato tante volte, no? La famosa Zuleia, che è morta a gennaio del 2024, e lei era stata vaccinata 70 ore prima, e aveva fatto la vaccinazione, la terza, a 11 mesi, e a noi ci fece vedere tutti i vaccini che aveva fatto. Ne aveva fatto 26 dosi, le aveva fatte tutte, aveva fatto sia quelle obbligatorie che quelle raccomandate, perché poi vai là e dicono: signora, ma è gratuito, quindi faccia anche questi, così si toglie il pensiero. Ecco, quella bambina è morta dopo 70 ore dalla vaccinazione. Nessuno ha voluto rilevare la correlazione. Loro hanno fatto una pazzesco. Esatto. Ascoltami, Cristina, però manca 1 minuto e mezzo. Finisci pure la frase. Cioè, loro hanno voluto, non hanno voluto riconoscere la correlazione. Volevo concludere che non hanno fatto gli esami tossicologici, hanno dichiarato che è morta per motivi naturali. Cioè, questa è Italia, una Italia veramente appegorata a 90 gradi a un sistema di mafia farmaceutica che uccide i nostri figli. Lo so. È vero.
Va bene Cristina, ti ringrazio perché sei sempre esaustiva e soprattutto approfondisci molto le cose, ma io credo che non abbiamo altro modo, bisogna continuare a insistere su sta cosa perché mi pare che ci sia tanta gente che si spaccia per quello che non è. Va bene, grazie e ringraziamo Cristina Costa dai microfoni di Radio Goma 5 e alla prossima volta che ci incontriamo, ci sentiamo, va bene? Un saluto a tutti, iscrivetevi al Popolo delle Mamme gruppo Facebook e giù le mani dai bambini. Grazie. Ciao Morena. Ciao Cristina, grazie.